Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento dell'edizione estiva del Grand Central Literary Festival. Siamo al praticamente giro di boa di questa prima parte della Summer Edition e anche in questa occasione avremo un autore qui della zona di Mestre che ci farà il piacere di presentare il suo libro. Conosceremo infatti questa sera Davide Friziero, che invito a palesarsi al pubblico. Eccolo. Senti, sono venuti a prenderti. Ciao Davide, benvenuto. Noi ci siamo conosciuti un po' di mesi fa ormai, ma questo tempo mi ha dato l'occasione di conoscere, di apprezzare anche la tua scrittura, quindi è un piacere per me questa sera che anche il nostro pubblico potrà condividere con noi il tuo libro e venirlo un attimo a conoscere meglio. Ad aiutarci a conoscere il libro di Davide questa sera ci sarà Gianluca Mancuso. Ciao Gianluca. Buonasera. Ciao Gianluca, benvenuto, grazie della tua disponibilità ad essere qui con noi questa sera. Grazie a te. Prego. Abbiamo problemi con i microfoni, ma mi sentite lo stesso con la voce, quello è bello. Ce la possiamo fare. Ringraziamo il pubblico che ci segue da casa all'interno del gruppo Mestre Mia, che come sempre ringraziamo per la collaborazione, e ringraziamo ovviamente tutto il pubblico presente qui questa sera al Grand Central. Ringraziamo Giovanni, titolare del locale, che ci dà la possibilità di sostenere e di promuovere il festival letterario, e direi che possiamo subito passare la parola a Gianluca. Vi lascio alla presentazione ufficiale. Grazie Silvia, grazie mille e grazie a tutti, buonasera ancora, benvenuti a tutti voi. Siamo qui finalmente insieme, abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa, no, dal solito, però siamo contenti di avervi qui con noi per la presentazione di questo romanzo e ringraziamo davvero tutti coloro che sono presenti qui, ma soprattutto salutiamo coloro che ci stanno seguendo online in diretta grazie allo streaming di vero Davide, Mestre Mia, con Andrea che è qui che fa appunto da cameraman e ci segue in diretta, quindi un saluto a tutti loro. Allora, volevamo iniziare portandovi dentro una storia che parla di un bambino, di un'infanzia, magari anche di amicizia, poi un po' d'amore, di ricordi, di una spiaggia, di un'estate, di tante estati passate ed infine poi ancora di notti insonni e di ricordi di notti, nonché di musica e canzoni.
Ancora Luca. Prologo, estate, Lido di Venezia, sul finire degli anni 60. Aveva i lucciconi grandi agli occhi. Gli altri bambini della spiaggia lo avevano escluso. Non sai giocare, avevano detto, e lui era troppo timido per provare a cambiare qualcosa. Giocavano con le palette, anche lui le aveva. E gliele aveva comprate la sua mamma, gialle e rosse, e una con i denti che si chiamava Rastrello. Astello, diceva lui, perché c'era quella lettera lì che proprio non sapeva dire. Quando sarai grande, vedrai che sarai capace, gli ripeteva. Era la mamma più bella del mondo e giocava sempre con lui. Un bambino vicino al loro ombrellone teneva in mano un secchiello giallo che brillava tantissimo e anche i disegni aveva. Luccicava talmente tanto che doveva essere di oro massiccio. Gli altri bambini continuavano a giocare e lui si era messo in disparte senza dire niente, però c'era rimasto male. Non si accorgevano quei bambini che voleva giocare anche lui? E così restava a fissarli, senza avere il coraggio di proporsi. No, era una cosa troppo coraggiosa andare là e mettersi a giocare con loro che non lo invitavano. Di solito era la mamma che lo accompagnava, lo prendeva per mano e poi lo presentava agli altri bambini. Ma adesso lei era lì avanti, in riva, che parlava con la signora che avevano incontrato prima in vaporetto e lui era tornato vicino allo sdraio e all'ombrellone. Un ragazzo e una ragazza gli passarono accanto, per mano anche loro, come lui con la sua mamma. Lui li guardò. La ragazza disse qualcosa, gli fece un sorriso e poi salutò. Non me lo dici il nome? Ciao! Anche lui la salutò, ma con la mano, che non poteva parlare perché aveva la voce di chi aveva pianto e non lo voleva dare a vedere. I due ragazzi si allontanarono. Sulla sdraio papà aveva appoggiato la maglietta e anche i suoi occhiali scuri. Era andato a fare il bagno. Il bambino ogni tanto se li metteva. Sono grandi, sono occhiali da papà. Di papà c'era anche l'asciugamano sulla sabbia. Allora il bambino si mise gli occhiali scuri e si stese proprio come il suo papà, sopra l'asciugamano, a guardare in su. Lassù gli piaceva tanto guardare le nuvole. Non sono mica ferme le nuvole, si muovono e poi si vedeva tutto il cielo. Il cielo è grandissimo.
un bambino si era avvicinato e lo stava osservando, in piedi, proprio accanto a lui. Il bambino col secchiello d'oro. «Cosa si vede?» chiese il bambino nuovo. È bello! Guarda, guarda!» rispose lui e gli avvicinò gli occhiali scuri grandi di suo papà. Il bambino nuovo mise gli occhiali, guardò lui e poi guardò in su. Poi guardò di nuovo lui e gli occhiali gli scivolarono giù per il naso e venne da ridere tutti e due. «Devi metterti come me», gli spiegò lui, «vedi meglio», e gli fece spazio sull'asciugamano. Il bambino nuovo si distese e tornò a guardare su. «Bello», disse. «È bello», confermò lui. Il bambino nuovo stringeva in mano un sacchetto con delle palline colorate. «E cosa sono?» «Biglie», rispose il bambino nuovo. «Vuoi giocare?» «E come si gioca?» Il bambino nuovo allora si girò sull'asciugamano, distese una mano per appiattire la sabbia e poi guardò il lavoro soddisfatto. «È facile», disse, «devi fare così», e cominciò a far cozzare le biglie e poi a farle scorrere sulla sabbia. Sembrava perfino capace di mandarle proprio dove voleva lui. Sembrava un gioco bello. «Possiamo fare una pista grande quanto tutta la spiaggia», disse il bambino nuovo. «Bello! Come ti chiami?» chiese il bambino nuovo. «Camillo. E tu come ti chiami?» «Gabriele. E tu vuoi essere mio amico?» Eccoci qui, allora, grazie a tutti ancora, grazie ai Fragile Strings che hanno suonato prima, ci hanno fatto ascoltare un bel brano dei Queen con Radio Gaga, e ci accomodiamo appunto per questa presentazione un po' insolita. Abbiamo ascoltato il prologo adesso e naturalmente andiamo un po' a parlare con il nostro scrittore mestrino, no? Perché Davide è di Mestre, quindi è un piacere averlo qui, e quindi un applauso ancora a Davide Frizziero. Grazie. Come dicevamo, abbiamo voluto fare una presentazione un po', diciamo, in modo diverso, una maniera rispetto alle canoniche classiche presentazioni, vero Davide? Sì, magari un po' anticonvenzionale, un po' meno ingessata, meno letteraria. Certamente più snella, anche perché il libro è lungo, ci porterà via 4-5 ore. Sì, infatti. Sì. Poi c'è il dibattito, vogliamo fare il dibattito. 4-5 ore. 4-5 ore no. In sì, realtà, a mezzanotte abbiamo finito la prima parte. No, sì, poi c'è da presentare anche le pentole per lo sponsor. No, non siamo qui a vendere pentole, ci mancherebbe. Veniamo a noi invece. Come ho anticipato qualcosina, ci sono vari argomenti, varie cose, e naturalmente parliamo di un romanzo in 2 volumi, quindi sì, e con ben 1400 pagine, sì. Sabbia di mare, no Davide? Sì. Ma se devo presentare Sabbia di mare posso dire che la realtà, Sabbia di mare è la realtà fisica. Spero che mi sentiate perché non ho una gran voce, poi il microfonato è un disastro. Comunque Sabbia di mare è la realtà fisica di una spiaggia che c'è a tutti gli effetti, perché è una spiaggia della Calabria, a Ricadi, dove ho ambientato una storia di avvenimenti, di incontri, la storia di un'estate e quella che si dice il palcoscenico della storia, e che rimarrà comunque da modi intelligibili quando poi la storia si sposterà su altri scenari. Però Sabbia di mare è anche qualcosa di più. E alzo la voce perché non so se... Abbiamo dei problemi ogni tanto di microfono. Potremmo far partire una canzone allora. No, c'è tempo ancora. L'abbiamo appena sentita. E Sabbia di mare è anche uno spazio intimo, uno spazio speciale, quello spazio privato dove ognuno di noi trascorre del tempo con i propri pensieri. Quasi come una sorta di 2 spiagge, diciamo, no? In un certo modo sì, perché 2 spiagge, è vero. Ti dirò, vuoi sentire spiegato un po' meglio questo concetto? Spieghiamolo meglio, sì. Voi provate a pensare una spiaggia, qualsiasi spiaggia, quella che vi piace, e provate a immaginarla in un orario come l'alba, il tramonto, generalmente poco frequentati dalle persone, e la vista del mare e della spiaggia, vista in solitudine, sembra acquisire una dimensione diversa, sembra tutto più grande e paradossalmente allo stesso tempo
più intimo, più raccolto. E anche i pensieri cambiano, i pensieri che ci vengono a visitare in quei momenti sono pensieri diversi, pensieri non legati alla contingenza, a una necessità, sono pensieri senza pensieri, li chiamo io, pensieri liberi. Sì, non credo di aver inventato nulla di nuovo, credo che l'uomo abbia sempre guardato al mare, al cielo, in una sorta di fascinazione muta, e magari guardando quel mare, immaginare di partire e lasciarsi la terra alle spalle, ma lasciarsi anche il presente alle spalle, un presente che magari non condivide, o un futuro che sembra già scritto a cui invece vorrebbe sfuggire. Cioè, prendere e partire, e nell'impossibilità di farlo, e immaginare e fantasticare, e farlo in maniera assoluta, assolutamente libera, perché quello spazio che abbiamo di fronte è uno spazio infinito e libero come l'aria, le nuvole, come il volo dei gabbiani, ma questa è una strada che ho già visto a Leopardi, e ciò che è infinito allo sguardo lo diventa presto anche dei pensieri. Grazie. Vedo che Frizziero ha studiato, bravo, Frizziero ha studiato, è preparato il ragazzo, bene. Però diciamo che Sabbia di Mare è anche un titolo un po' particolare, no? Un po' strano. Sì, Sabbia di Mare, sì, è vero, sicuramente Sabbia di Mare sembra un po' ridondante, o un'ovvietà, Sabbia di Mare. In realtà sì, i due amici poi hanno anche ironizzato spesso su Sabbia di Mare, hanno detto è un bello finito sto romanzo, il prossimo romanzo cos'è? Muschio di montagna, per dire. Al di là di quello, Sabbia e Mare sono insieme perché c'è una volontà di ricongiungere due istanti, due spazi vicini ma diversi, due luoghi che si affiancano, legati insieme ma di fatto separati, un po' come la realtà e la fantasia che convivono dentro la stessa persona. Sì, anche un po' come la vita reale e il sogno, no? Sì, anche abbiamo visto il bambino, come il bambino, il presente del bambino e il futuro che avrà, cioè uniti e separati della stessa cosa. Interessante questo. Infatti prima abbiamo sentito nel prologo il discorso di un bambino, siamo negli anni 60, no? Sì. E questo bambino è praticamente Camillo, come diceva, si presenta alla fine, esatto, col bambino col secchiello d'oro si presenta dicendo Camillo. Ma chi è Camillo? Camillo Camillo Semois. No, questa, già sfruttato. No, questa Frizziero è già sfruttato con Madame Bovary con Flaubert. Possiamo essere più originali, dai. È il protagonista che lascia per la prima volta la mano della sua mamma e va incontro di nuovo, fatto di nuove scoperte, nuovi stupori. È un momento della vita dove il mondo è ancora tutto di colori bellissimi e brillanti, dove c'è ancora la fantasia, l'immaginazione, dove c'è la mamma che è la mamma più bella di tutte e il papà che è un eroe invincibile. Direi che come, un bambino. Come descrizione ci siamo. E adesso direi che possiamo tornare alla musica, alla grande, anche il filo rouge, il filo conduttore, no? Quindi abbiamo i Fragile Strings, direi di sfruttarli. Sì, andiamo con una canzone. E allora, la grande richiesta. Fallo tu. Sì, faccio. No, prova, vediamo. Non sono in grado io. Prova, no, vai. Grande richiesta, i Fragile. Vedi che il microfono si evita. Quindi adesso a grande richiesta i Fragile Strings. Come l'avevo detto? No, io la dico meglio. Maestro. Vadi. Just let you leave without a trace. When I stand here taking heavy breath with you. Ooh, you're the only one who really knew it all. How can I just walk away from me? Well, I can't do this once you leave. 'Cause we share the laughter and
E arrivò anche il fatidico 25 aprile. La spiaggia del Lido Era incantevole, anche se spoglia, anche se quel il sole primaverile l'accendeva più di luce che di calore. Era il fascino quello, sì, era il suo fascino, quello di passeggiare lungo i vialetti che portavano al mare per sorprendersi di uno spazio insolitamente vasto e vuoto e ricordato diverso. Era l'ora più calda, le 2 del pomeriggio, eppure non sembrava convincere del tutto. Camillo li aveva notati passeggiando, arrivando sulla spiaggia. Forse un richiamo o una nostalgia d'estate, e qualcuno si lasciava tentare arrischiando una passeggiata a piedi nudi sul bagnasciuga. Non erano molti e anche quei pochi spesso se ne ritraevano velocemente. Nessuno andava oltre. Ma qualcosa stava per cambiare, pensò Camillo, e sarebbe successo il momento dei 2 pazzi in costume da bagno e dei loro amici che li accompagnavano alla grande impresa, l'inaugurazione ufficiale della stagione balneare. Camillo e Gabriele si guardavano ostentando una padronanza della situazione che non convinceva nessuno. Gli amici intorno che li incitavano, un po' incurante e un po' rassegnato a tante attenzioni, Camillo guardava verso il mare. Ne era attratto. L'odore più forte e fresco, carico di salsedine che d'estate il caldo fa disperdere, i luccichii del sole nuovo dopo l'inverno erano sensazioni che lo eccitavano. Prima cosa s'era tolto le scarpe da sentire nuovamente la sabbia sotto i piedi, come una necessità. Per un breve momento ebbe la sensazione di vivere un gesto antico. Guardò il mare e gli sembrò diverso. Eppure il mare non era diverso. Era lì, quello di sempre. Quel mare che c'era sempre stato da quando ci andava lui. Involontario, un pensiero lo stupì a domandarsi se quel mare fosse lì indipendentemente da lui, quello stesso mare che aveva visto tutti i suoi anni e tutti i suoi amici e migliaia di anni e di amici. Fu un'impressione velocissima che non si lasciò razionalizzare. Camillo indugiò un attimo in più con i piedi sulla sabbia, come affermare un qualcosa che non sapeva descrivere. Succedevano ogni tanto pensieri strani. Camillo, mi hai fatto venire l'infarto ancora prima di entrare in acqua. La voce di Lucia riportò Camillo su quella spiaggia e fu anche l'inizio di tutta una serie di battute e di allegrie. Siete proprio convinti? Chiese Lucia. Sì, erano convinti. O forse non lo erano proprio, ma andava fatto. Però gli fece piacere quella domanda, sembrava sincera. Prontissimi, rispose. Bene, grazie Davide, almeno tu dell'universo. Ok. No, prendo un attimo la parola perché è anche giusto segnalare. Io non è il mio mestiere questo, per cui faccio anche fatica a presentarmi. Non a caso mi faccio accompagnare da Gianluca Mancuso, che è attore, regista, docente di recitazione, docente di edizione. Anche troppo. È bravo, bravissimo, di quelle voci che potevate ascoltare sui radiogrammi della RAI ancora tanti anni fa. Grazie. Poi ci sono i Fragile, bravissimi, creano la suggestione. Meritano veramente un applauso. E poi sì, ci sono io, ma cerco di parlare il minimo possibile per limitare i danni, ecco. Ma adesso interroghiamo Friziero. Sì, i Fragile che ci hanno fatto sentire un pezzo bellissimo di Phil Collins, Against All Odds. Vabbè, andiamo avanti. Allora, sappiamo, torniamo a noi Friziero, la interrogo adesso, che miseria, vediamo se è preparato. Déjà vu. Quindi
Quindi siamo passati dal bambino, déjà vu, quanti déjà vu scolastici, siamo passati dal bambino al ragazzo adesso, giusto? No? Esatto, Quindi esatto. che ostentano questa sicurezza per andare ad aprire la stagione balneare, quindi il bambino ragazzo che diventa adulto, e quindi questo ragazzo che abbiamo incontrato adesso, questo Camillo, che percorso sta facendo? Camillo è diventato grande, è diventato un ragazzo, ed è un momento preso assieme ai suoi amici, anzi più precisamente dentro la compagnia degli amici. La compagnia è quella che abbiamo, penso, vissuto un po' tutti negli anni della nostra giovinezza, e la ricordiamo come un momento della vita esagerato, esaltante, con quella febbrile eccitazione che sembrava vivere in ogni cosa. È un momento speciale della vita dove un ragazzo però si comincia a conoscere se stesso, e forse per la prima volta si rende conto di avere un posto nel mondo, ed è forse l'ultimo momento della vita dove il mondo è ancora o tutto bianco o tutto nero, non si accetta nessun grigio, non ci sono colori intermedi, assoluti e puri, perché cedere un compromesso significherebbe tradire i propri ideali, assoluti e puri, e una virtù bellissima, ma che la vita un po' alla volta poi trasformerà in mite. Beh, devo dire che se la cava bene, bravo. Grazie professore, grazie professore, grazie all'applauso, l'incoraggiamento. No, non datemi corda perché so il microfono sta anche a cantare. Sì. Ma siamo qui apposta. E quindi direi che adesso possiamo un po' parlare del romanzo, un po', ci addentriamo un po' di più, no? Allora, perché anche questo romanzo, diciamo che è un romanzo, che genere di romanzo è, insomma, in sostanza, cioè, perché Sabbia di mare. Quando cominciai a scriverlo, una delle pochissime volte nella mia vita che avevo delle idee ben chiare, sapevo che volevo scrivere un romanzo d'amore, ma non il classico canovaccio dove c'è lui che incontra lei a pagina 10, a pagina 15 si piacciono, a pagina 25 fanno di tutto per giacere insieme, così l'ho girato un po', ecco. E quando hai iniziato a scrivere? Decenni fa? C'era ancora la TV in bianco e nero, okay. Guardavo Capodistria quando ho avuto l'illuminazione. E quindi di recente? Non è stata una cosa velocissima, però ho preso qualche anno del mio tempo, quello sì. E poi volevo anche scrivere però un romanzo di formazione, genere ahimè poco frequentato dagli editori, ancora meno dagli scrittori, e gli lettori neanche a parlarne, ecco. Ma del romanzo che fine ha fatto? E così, indeciso come sempre, ne è venuto fuori il romanzo di formazione d'amore, 1400 pagine, lo so, è uno sproposito anche per lo stesso editore che l'ha visto e ha detto non sapevo se venderlo a prezzo imposto o prezzo al chilo, perché effettivamente visto così, però tutto sommato dai, sono contento, sono soddisfatto, all'editore è piaciuto e siamo qui. Che ricordiamo anche l'editore, no? Sì, Chimeric, sì. Esatto. E devo dire anche che sì, per fortuna l'hanno venduto non a peso, a chilo, vero, ma a pagine. Che poi, scherzi a parte, so che adesso, a parte le battute, perché tra l'altro Davide ha vinto parecchi premi ultimamente, poi magari li menzioneremo, e faccio i complimenti perché il romanzo merita. E so che c'erano anche altre case editrici che lo volevano e ti volevano poi successivamente. A parte il primo momento che sono rimasto, uno scrive un libro, lo manda all'editore e spera che dopo 2 giorni lo chiamino e dicono va benissimo, è bello questo libro, pubblichiamo. In realtà il libro già è lungo di per sé, per cui ho dovuto aspettare un po' di più, un po' di sconforto, però in realtà sono arrivati 4 o 5 editori che lo volevano. Ho scelto per uno e mi ha fatto un po', in realtà poi ha sorpreso anche a me alla lunga, perché effettivamente il romanzo è un po', diciamo che non è proprio commerciale, non è né un genere commerciale, la mole spaventa, e anch'io alla fine non è che ho istituzionalmente un pedigree da scrittore, ecco, diciamo così, tant'è che quando vengo invitato in qualche contesto sono impacciato come adesso, o comunque mi sento sempre un po' bucato alla festa, si può dire.
bene. No, beh, mi pare che se la cavi bene il nostro frizziano, vero ragazzi? Sì, Grazie. Però Potremmo dire il contrario. sì, Sì, meritano una canzone, subito una canzone. no, che adesso dobbiamo andare avanti, la canzone abbiamo sentita da poco, il brano anche, però io avevo detto, ho citato poc'anzi il fatto che hai vinto diversi premi ultimamente, no? Ne vogliamo citare qualcuno, Davide? Ti dispiace, so che ti secca, ma ti distrappo con le pinze di bocca, non li dico io, no, li dici tu, dai, li diciamo insieme. Un Maganta, un Sì. Buonanotti, un Città di Cefalù, un Alda Merini, un Bell'uomo 2023. Bell'uomo 2023. Ma come No, in realtà io non sono uno di quelli che guarda i premi. Sì, serve ingratitudine dire che non mi fa piacere. Bell'uomo 2023, non so, è l'unico a cui guardandomi si dice no, questo l'ho vinto davvero, adesso no, però effettivamente no. Noi ci esteniamo a commenti No, per rispetto all'autore, giusto? No, è che io sono ancora di quelli che non è ingratitudine dire che il romanzo non mi faccia piacere che sia stato premiato. Sicuramente sono uno di quelli che pensa ancora che, parlo per me, per me sono le emozioni che ci fanno scegliere un romanzo, poi magari farcelo piacere, ricordarcelo, più che tanti premi che poi alla fine diventa una scaletta di premi e dice poco. Bello questo, devo dire. Per cui torniamo appunto al romanzo, no? Che dicevamo poc'anzi, quindi si diceva che anche perché dobbiamo rientrare, no, nei binari, se no sì. dobbiamo ritornare da noi. O se no ascoltiamo una canzone? No, non ascoltiamo una canzone, parliamo del romanzo adesso. Allora, li vuoi Fragile allora? Sì, sono qua anche per farmi guadagnare tempo un po'. Certo, sì. Allora, dicevamo cari ragazzi che il signore qui ha fatto un romanzo di formazione, un romanzo d'amore, e da dove lo facciamo partire? Un romanzo d'amore, chiedimi il romanzo d'amore, chiedimi il romanzo d'amore. Facciamo un romanzo di formazione, Come a scuola. Bene che voi. Perfetto, romanzo di formazione. E io tra l'altro a scuola ricordo una carriera poco edificante, anche comunque vabbè. Romanzo di formazione. Ero più preparato sul romanzo d'amore. Mi chiedono sempre il romanzo d'amore. Il romanzo di formazione d'amore è quello solito. Dice sì, romanzo di formazione. No, adesso. Romanzo di formazione è una definizione. Inquadra sicuramente il genere, anche se poi non è neppure così trasparente. Anzi, quello che penso io è che sia anche difficile circoscrivere tutta l'idea che sta alla base della formazione o della crescita in una formula chiusa o definitiva. Posso dire come l'ho inteso io, che magari sarà un po' sui generis, però è come mi sono mosso io. Formazione è un viaggio nella conoscenza di sé, nella scoperta del proprio esistere, per passare dall'azzardo della vita alla sua razionalizzazione. Però è anche un momento dove un ragazzo trova ancora un momento per i pensieri liberi, per le attese, per le scoperte, per gli entusiasmi spontanei. E detto così lo inquadriamo sicuramente nell'età della giovinezza, ed è vero, l'età della giovinezza è un momento esaltante, esagerato, inebriante, e che un po' alla volta poi comunque la vita la trasformerà in un luogo di ricordo. E quindi Questa è la formazione. ok, quindi parliamo anche di crescita, no? Parliamo sì, formazione e crescita, parliamo della stessa cosa. Io tra l'altro ho cercato di costruire la formazione attraverso una chiave mimetica che ho individuato nello sguardo, anzi no, nella ricorrenza dello sguardo del protagonista verso l'orizzonte. C'è una stretta analogia fra l'orizzonte e lo sguardo. L'orizzonte esiste ed esiste senza mai raggiungerlo. L'orizzonte è un punto, una linea, una vela su uno sfondo, su un orizzonte di cielo, di mare,
il volo di un gaviano, o anche l'aquilone che sfugge di mano ad un bambino e noi ci perdiamo con lo sguardo ad osservarlo finché non sparisce proprio l'aquilone dal nostro sguardo. L'orizzonte è un luogo fantastico, reale e fantastico allo stesso tempo, presente e di fatti raggiungibile. Vivere l'età adulta o l'età della ragione significa non raggiungere mai questo orizzonte, ma sarebbe triste però ripensare a questo orizzonte come se non l'avessimo mai guardato o negarsi di averlo guardato un tempo e aver fantasticato. Ecco, vivere l'età adulta significa accettare il limite senza misconoscere i sogni, per cui la sabbia di mare, la sabbia rappresenta un po' la vita e il mare e l'orizzonte la sua fuga fantastica, tornando a quello che dicevo prima. Sì. No, bello questo. Sì, mi incarto da solo. No, devo dire che è molto interessante quello che dice Davide, vero? Sì. E anche molto condivisibile. Sul libro è scritto meglio. Infatti noi vi invitiamo a leggerlo, naturalmente a prenderlo per capire meglio. No, è veramente condivisibile perché un po' tutti noi nella crescita e volendo questo orizzonte è una cosa quasi irraggiungibile, no? Sì. Che poi con l'età della maturazione. Bravo Frisiero, l'ha spiegato bene, bravo, veramente bravo, complimenti. Grazie. E adesso con una canzone. No, aspetta, li facciamo un attimo riposare. No, diciamo, vado con le pentole? No, non siamo qui a vendere pentole, siamo a vendere libri, ma non pentole. E allora no, diciamo che il romanzo quindi di formazione inquadra un po' anche il viaggio, no? Questo viaggio di andare anche verso l'orizzonte, come dicevi, sì, di crescita, dicevi, insomma, un po'. È la vita in definitiva, sì. Vediamo di spiegarlo meglio anche, no? Cioè come si sviluppa anche all'interno del romanzo, insomma, in una chiave un po' magari mimetica di crescita, non lo so, nel senso che. Ma io sì, l'ho costruito, ma l'ho anche in realtà poi non so se si può dire allacciato anche al romanzo d'amore, perché poi amore e formazione sono fortemente legati insieme. Diciamo che il romanzo d'amore, la storia si sviluppa parallela proprio tra la maturazione del protagonista e lo sviluppo di questa effettiva storia d'amore. C'è questo ragazzo, Camillo, il mio protagonista, che crede nell'amore, poi un ragazzo, poi uomo che crede nell'amore e insegue il suo amore per tutta la vita, ne fa come gli antichi il senso del suo esistere. Il richiamo degli antichi non è casuale, in realtà tutto il romanzo è modellato idealmente, ovvio, nel mito classico dell'amore. C'è quell'idea già antica e poi provenzale che nobilita e riscatta chi mette al centro esatto della propria vita l'amore, e non importa se questo amore è lontano, se è un amore dimenticato in parte, se è un amore irraggiungibile, o se è ostacolato dagli uomini o dalle cose degli uomini. È un amore che eleva lo spirito e il suo stesso porsi di fronte al mondo. Un amore assoluto, in definitiva, perché il vero amore lo vogliamo necessariamente così, per sempre. E Camillo, che crede in questo amore, dovrà in qualche modo dimostrarlo. Come una sorta di cavalieri di un tempo, no? Che devono fare una prova, una forza d'amore. Sì, beh, non così aulico, sì, semplicemente la loro storia d'amore si interrompe e avviene non per scelta delle parti ma per volontà del destino. Devono lasciarsi, il tempo disporrà per loro e la vita disporrà per loro altre situazioni, altre persone, altri accadimenti, tempo che passa, ognuno inconsapevole dell'altra e nessun modo per ritrovarsi. Un amore impossibile, si potrebbe pensare, un amore un destino che sicuramente la vita ha diviso, ma che l'amore però non ha mai separato. E allora c'è questo ragazzo e la sua entusiasta fedeltà all'amore, e l'incapacità poi adulto di accettare quelle consuetudini che vogliono una persona adulta solamente razionale. E allora in qualche modo torna alla sabbia, al mare, quello sfondo di pensieri liberi, di immaginare, di fantasia e pensare di riscattare un amore pensato per sempre, costretto invece dalle cose della vita e degli uomini.
interessante, Grazie. devo dire, molto bravo Davide, Grazie, complimenti, no, grazie. veramente devo dire che è anche condivisibile, no? Beh, condivisibile. Sì, sì. Adesso È un po' tutto quello che viviamo a volte anche noi, no? Poi dipende da come siamo fatti. so che stavi annunciando una canzone. Prego, dai. E a grande richiesta i Fragile. Signore e signori, i Fragile! Come l'avevo detta io. Io lo dico a me. Tu la dici meglio. Il prossimo, sei proposto. Il prossimo Giulio tu fai l'annuncio, io faccio il relatore, tu fai l'autore. L'autore, sì, parlo della formazione. Permetterete una divagazione, c'è una bellissima canzone di Battiato pressoché sconosciuta, si chiama Il mito dell'amore, stupenda, che parla proprio di questo. Stupenda. Dove la facciamo adesso? Facciamo un'altra canzone dei Cowboy, un gruppo americano. When you're down, hoping that someone will understand you. If you love, no one has a helping hand to lend you. I will be there. Come follow your sorrows on the field. I will be. If you need, leaving everything I know behind me, let it be. I know it's your love touch that reminds me. I will be there, shedding all the love through the years. I will be. If you have the feeling that I have in must eternity, I believe the reason is in the love that loves my learning. I will be shedding all the love through the years. I will be. Bene, e questi erano i nostri Fragile Strings Grazie. con la canzone appunto di Cowboy Pat's Song, Pat's Song. la canzone di Pat praticamente, detta all'italiana, no? Ecco, bene, torniamo con il nostro amico Davide Friziero che è qui con noi. Buonasera, scusate. Beh, a proposito visto che Friziero deve ancora arrivare, no? È andato, non pervenuto e assente non giustificato. Nel frattempo che torna qui con noi Poi tu fai
lei lo spiritoso, beh in realtà c'è davvero il mio professore delle superiori. Sì. Professore, buonasera professore. Buonasera. Se deve interrogare venga pure, cioè, tutti e due, sì, tanto sì, reminiscenze scolastiche in tutti i sensi. Beh, meglio non chiedere neanche della mia carriera scolastica, ecco. E quindi esatto, allora perché no, torniamo appunto a proposito di musica e romanzo, no? Perché abbiamo detto romanzo d'amore, romanzo di formazione, ci sono quindi temi e storie parallele che si sviluppano, e anche il discorso della crescita e anche il romanzo naturalmente, esatto, anche della musica infatti. Tra l'altro intanto che lei Friziero torna in noi, c'è una domanda da fare, scusate che abbiamo i microfoni che ogni tanto si staccano, quindi mi devo riappropriare del volume, ma Fragile Strings, cioè corde fragili, no? Come mai questo, grazie sono inglese, thank you so much, come mai questo nome, tanto che Davide sì. Sempre a me, giusto che magari Allora, noi facciamo intervenire anche loro, poi magari ci suonano un'altra canzone, Forse anche sì, li teniamo, vero? play another song. Il nome del gruppo è un richiamo alle corde che suoniamo, tutti strumenti a corda, e comprese le corde vocali. Bello. E anche il piano, tutto sommato, anche se questo è elettrico, però è uno strumento a corda, che sono allo stesso modo fragili, ma non è una fragilità negativa. Ci piace sempre osservare il fatto che la fragilità è intesa anche come un valore. E poi spesso suoniamo brani che hanno questo legame, tipo Fragile di Sting, ci metti la R e la S e Fragile. Bella. Complimenti, bello anche questa profondità di pensiero, bravi. Anche il discorso delle corde vocali, che è il nostro strumento più antico e comune che usiamo tutti i giorni. E tu ne sai qualcosa? Certo, amico. Torniamo da Davide, cosa dite? Sì, è qui con noi. Sì. Allora, Davide, buonasera, benvenuti, siamo in diretta. Ecco, salutiamo gli amici di Mestre Mia sempre, e anche il Grand Central, il bistrò dove siamo ospitati questa sera. Naturalmente ringraziamo anche Silvia sempre per l'ospitalità. Poi la chiameremo per parlare anche lei. Esatto, sì, che ci ha introdotto all'inizio, quindi. Torniamo Davide, allora dicevamo, perché devo un po' tirare un po' adesso, no, a parte le reti, le sei, the strings, la musica e il romanzo, quindi dicevamo musica e romanzo viaggiano insieme, oltre al romanzo d'amore e di formazione, quindi che rapporto ha, diciamo così, che commistione c'è un po' tra musica e storia e romanzo, perché ci fa venire in mente anche cose, no? Sì, del passato. La musica la volevo perché ci tenevo, perché c'è molta musica nel mio romanzo. Io parto dall'idea che ognuno di noi abbia una sua colonna sonora fatta di canzoni magari che ci piacciono, canzoni che erano ricorrenti in un determinato periodo della nostra vita, dico io, non so, andando a lavoro, facendo il militare, preparando un esame all'università, e altre canzoni, anzi magari una singola canzone che in quel preciso momento stava suonando, e queste canzoni in qualche modo tornano perché riascoltate, perché riportate dalle situazioni o dai ricordi delle situazioni. Questa è la mia idea di musica. È vero, perché poi è strano pensare un romanzo con la musica dentro, no? Sì, un romanzo scritto da leggere, ma dov'è la musica? La musica è... Se ti metti sull'orecchio questo, come la conchiglia, funziona, è un modello evoluto. Vediamo. No, sento sempre gli strings, i fragili. No, in realtà quello che ho cercato di fare io con la musica è recuperare le suggestioni che sono proprie della musica, le emozioni, perché la musica parla della sfera più sensibile nostra, una delle sfere più sensibili nostre. Mi permetto una digressione, ma tanto, cioè, è un romanzo di 1400 pagine, si capisce che sono logoroico, per cui Pasternak, un scrittore, un poeta, non musicista, diceva che l'orecchio è l'organo dell'anima. Pasternak, lo scrittore, per capirsi l'autore di Dottor Zivago, uno dei romanzi che sta nell'Olimpo della letteratura, non so, Zivago, il Dottor Zivago, I Miserabili, Sabbia di mare, ecco, questi romanzi. Marchetta. No. E noi siamo Dottor Divago, sì, invece. Ecco, no.
battuta un po', Sì, scusatemi l'autogiro. Basta applausi, vi prego, anche da casa. Non iniziare con gli strings, se ne vogliono andare dopo questa auto. Non la possiamo fare di meglio. Sì, di meglio possiamo fare. No, perdono, poi in realtà mi prendo poco sul serio pure io, per cui mi piaceva ci fosse l'idea proprio della musica, della sensibilità, quello che trasporta la musica, che trasporta la sensibilità. Io magari posso pensare che fra domani, 10 giorni, un anno, 10 anni, magari qualcuno ricorderà questa presentazione, si ricorderà magari neanche del libro, ricorderà magari sì, c'era l'autore, un bell'uomo, certamente l'autore, ecco. Ma c'erano anche dei ragazzi che suonavano e magari a me succede così, magari non ricordo magari le canzoni che stavano suonando, ma mi ricordo delle emozioni che ho provato mentre ascoltavo quelle canzoni, e allora ho cercato di fare un po' così, perché la musica è un viatico di emozioni, e ho provato a ricostruirlo anche nel mio romanzo con varie canzoni, ma anche con un cantautore e una canzone specifica, le varie sue canzoni, ma anche una canzone specifica che accompagna un po' la storia dei due protagonisti, e ne fanno in presenza e soprattutto in assenza una sorta di luogo di incontro emozionale. Questa era l'idea della musica. Della musica, sì. Va bene. Adesso ascoltiamo una canzone. Ma vuoi ascoltare una canzone o vogliamo leggere un brano prima? Non so, se avete piacere di sentire un altro estratto dal libro, un ultimo brano a caso. Sì, rigorosamente a caso. E poi lascio la parola. Sì, scusa che. Brano. Avevo capito, bravo. Che bravo. Un applauso per Gianluca. Sì. Quale faccio? Quale faccio, ragazzi? Questo qua. Faccio questo? Sì, ecco. Non è preparato, veramente. Allora, quando sono caduti a terra mi riavvicino, perché ho capito che dopo 2 metri non c'è più niente, se no vi faccio anche sentire a viva voce, non c'è problema. E dopo commenteremo anche questo brano, direi. L'ho colta impreparata, Frizziero, anche perché non sa cosa andrò a leggere, e quindi no, infatti neanch'io non lo so, lo leggo così a prima vista. Vediamo come se la cava Mancuso con la lettura a prima vista, va bene, Fragile? Perché sono sempre io qua che. Sono io. Okay. Va bene, allora. Aveva lasciato le coste veneziane da poche ore, dapprima spingendo verso il largo e poi allineandosi con esse, il riferimento alla terra solo come una striscia lontana, un secondo orizzonte, e allora Venezia, e poi la lunga linea del Lido, Malamocco, Pellestrina, immobili, e lui andava oltre. Era ancora notte quando era partito, quasi gli facesse mestiere andarsene con il buio, temendo il giorno che potesse giungere diverso e mutarne i progetti. E poi era arrivata la luce, quasi travolgendolo, la fragilità di un'alba che dura appena, perché d'estate è così, brevissima e assoluta. Conosceva. Eppure, dopo tanti anni e tante cose, improvvisamente quella percezione, serenità, e poco importava fosse precaria, era, e questo bastava. Percepiva il vento attraversare il cielo, battere sul viso e godere del suo sferzare, della velocità pura, l'unica velocità assoluta ed eterna. La velocità del vento, e farne parte. Così sentiva il mare, l'odore, la massa, il battito, e provare un piacere animale di essere lì. Forse è quello che provava pure Milla, che dal ponte guardava all'orizzonte socchiudendo gli occhi al sole. Felici di niente, avrebbe detto entrambi. Ciò che provava in quel momento era vivo. La malia finalmente del suo andare tanto atteso, ed era adesso. Ripensava alle ore prima della partenza, sembravano già così lontane, lunghissime, e di un altro tempo. Era uscito di casa precedendo l'alba, e la prima cosa percepita fu quell'aria mattutina che sovrasta ogni cosa,
i polmoni che non sembravano capaci di contenerla tutta, un'emozione strana, forse l'euforia che vive ogni impresa ardimentosa, e si era accorto del rumore dei suoi passi lungo la fondamenta deserta. Li aveva ascoltati, attento, un passo dopo l'altro, più veloci, più lenti, distratti, pensierosi, un passo scattare rapido, altri rallentare, irregolari, sentire l'esitazione e poi la sfida, scomposti. Aveva sentito il rumore dei propri passi e lo aveva ascoltato. Qualcosa di vivo era. E poi di nuovo quella sensazione, andando verso la barca e osservandola come la prima volta che si esce di casa dopo una malattia e sembra persino troppa tutta quell'aria intorno, e annegare nell'aria come fu un tempo.
Grazie. Bravissimi, veramente eccezionali Fragile Strings, è un piacere ascoltarvi ragazzi, complimenti. Grazie. Di cuore, veramente. Grazie. Facciamo gli scambi. C'era anche Davide Friziero per me. Buonasera, buonasera. E allora, buonasera, un applauso a Davide. È arrivato. Sì, allora bentornati, siamo sempre in diretta qui, naturalmente. Devo presentare Sabbia di Mare. Sabbia di Mare, si andrà ancora? No, io sono le 3-4 ore che sono. Sì, beh, c'è il dibattito. Esatto. No, in realtà devo fare i complimenti ai Fragile. Hanno un repertorio 150 canzoni, tantissime, bravissime. Beh, io naturalmente ti arriva quello che vuole la 151. Adesso con accondiscendenza, con tanta lungimiranza, con tanta gentilezza hanno consentito, e tra l'altro l'hanno fatta benissimo. Questa era la canzone proprio che era lui, no? Sì. Jackson Brown, e la canzone è quella che fa un po' da luogo di incontro emozionale, ho chiamato io. Aspetta che il microfono è andato via, Davide. Sì, ma non si perde niente, non si perde niente. No, beh, lo diciamo per chi ci ascolta da casa. Sì, perché siamo in mondo visione. Sì. No, veramente nel web, nel mondo visione. Jackson Brown, Jackson Brown. E l'hanno fatta benissimo, mi hanno accontentato, e non hanno, mi hanno accontentato solo quello, perché anche Pat Song è una canzone che era sicuramente nelle loro corde, le loro strings, ma farla e prepararla, e un conto è farla da solo, perché suoni da solo, ti arrangi, va bene come viene. Accordarla su un gruppo di 3 persone, tutto in acustico, tanto di merito, perché sono stato bello perché veramente bravi. Abbiamo conosciuto anche questo autore che si conosceva solamente, ma non tantissimo, l'abbiamo approfondito e l'abbiamo conosciuto un po' meglio. Vedi, mi fa piacere. Davide Friziero ci rende dotti. Vedi. Quindi grazie a Friziero, quella cultura che è profonda, profuma nel mezzino. E quindi torniamo al romanzo. Sì, vuoi aspettare qualcosa? No, perché non ho visto che funziona con i Fragile, non con. E quindi abbiamo detto romanzo di formazione, romanzo appunto d'amore, musica, spiagge, ricordi, bambini che crescono, che vanno avanti, ma adesso vorrei capire cosa c'è poi, oltre, cioè sono 1400 pagine, 2 volumi, è veramente tanto. Sì, l'ho copiato dal libro dei temi, per questo è così. Okay. Il professore sarà contento. Che voto diamo, professore Friziero, questa pessimo, sera? Pessimo. 60-60esimi addirittura. Siamo tornati veramente reminiscenze. Sì, per adesso va 100. Adesso va a 100, io per cui 60 è il minimo sindacale. Ok, quindi c'è ancora dell'altro, perché immagino che dopo tutti questi temi cos'altro possiamo aggiungere? Di solito la fai pubblico questa domanda, no, nessuno fa domande e si va tutti a casa felici. Esatto, no, alle 4. Sì. Cosa c'è? Diciamo di questo ragazzo. È la storia di un ragazzo, di due amici, è una storia di amicizia, 2 ragazzi che da bambini sognano, immaginano, fanno grandi progetti e diventano grandi, come tutti i bambini quando erano bambini sognano di grandi imprese, di grandi eroi, essere loro magari impersonare quegli eroi quando saranno grandi, e poi da grandi riguardare retrospettivamente la propria vita e scoprire con un pizzico di tenerezza anche i sogni che facevano. Ma poi la vita è una circolarità, perché ogni bambino ha un sogno che poi l'adulto continua, e questi sogni che ritornano sempre, perché alla fine la vita può chiuderti tante strade, ti metti i bastoni fra le ruote, te ne fa dimenticare i propri sogni, però alla fine i sogni in un modo o nell'altro ritornano. Questo è l'idea di amicizia, un'amicizia. Aspetta Davide, se puoi ripetere, perché sono persi purtroppo. No, vado a braccio, per cui. Sì, non ti puoi ripetere perché non ti ricordi più cosa hai detto. No, non so neanche cosa dico in questo momento. No, parole in libertà. Però no, posso dire una cosa, sì. però, che tipo di amicizia? Sì. Faccio una digressione, ma tanto daremo sì, la notte sarà anche lunga. Perché, esatto, anche perché l'amicizia è un tema ricorrente. È un tema ricorrente, sì, è un tema speciale. E io sono più bravo a spiegare le cose attraverso esempi che parlare con le cose. Sì, più bravo a scrivere, più bravo a portare esempi, però a
spiegare le cose no, sono un po'... non è il mio mestiere. Mi ricordo, ecco, dico solo una cosa, Seneca, siamo a cavallo dell'anno zero, Seneca intrattiene un rapporto epistolare con Lucilio, il governatore della Sicilia. Seneca sembra porsi come precettore, in realtà Seneca nelle sue lettere parla a Lucilio e fa un po' da specchio della sua vita per quelle che sono le norme di vita, le norme etiche. E Lucilio poi sembra un po' sorpreso perché dice: scusa, parli tanto di amicizia, siamo tutti circondati di amici, abbiamo tutti amici, più o meno amici, cosa c'è di speciale nell'amicizia? E Seneca gli risponde e gli scrive: in realtà non mi sono mancati gli amici nella vita, mi è mancata l'amicizia. A me questa cosa mi ha sempre un po' toccato, e allora questa è l'amicizia che io ho cercato di spiegare, quella cosa che diamo per scontato ma in realtà è molto speciale. Bellissimo questo, veramente. Grazie Davide. L'ha detto Seneca. Io sono affascinato, lui dice che non sa spiegare bene le cose, ma... l'ho spiegato con la parentesi perché se devo spiegare con te lo faccio prima. Dice sì, perifrasi. Per gli amici a casa, lo scherzo. No, veramente eccezionale, condivisibile e soprattutto molto profondo questo pensiero che ci fa riflettere. Non è tuo, ma è bello che tu l'abbia detto, perché è vero, perché poi nel libro c'è il mio libro sì, ho cercato il discorso degli amici e dell'amicizia poi vera. Di come diventa importante crescere con un amico e non dare per scontato, perché un amico o un amore o una persona, quelle che trasformano una cosa semplice e quotidiana in qualcosa di speciale. Bravo Davide, veramente promosso. Grazie. Promosso professore. Grazie. Promosso, bravo Davide. Allora, la canzone a grande richiesta i Fragile. Un po' di più entusiasmo. A grande richiesta i Fragile Strings. Dai insieme, dai. I Fragile Strings. In playback. Sì, così abbiamo questo. Thank you so much. Okay. Just a moment, please. Okay. See the sun set in your eyes.
Posso andare a toccare i fragili? Grandi. Bravi, bravissimi. Simone! Sì. Grazie. E Giuseppe! Davvero strepitosi. Mi allontano dal microfono, anzi faccio come fanno gli attori seri, che vanno dalla parte opposta per fare l'asse, ma non funziona. Bene, veramente mi sono alzato in piedi perché non so stare seduto di fronte a questa bravura. Bravi ragazzi, davvero, Fragiles eccezionali. Non eravamo noi con i microfoni stavolta a darvi un po' di fastidio perché erano spenti e quindi mi spiace che, però abbiamo goduto di questa esecuzione. Le interferenze fanno parte del mestiere. Esatto, della vita anche, le interferenze che abbiamo anche nel romanzo, no? Caro Davide. Allora torniamo di nuovo con noi, dicevamo formazione, amore, un po' le tematiche di questo romanzo, quali sono in sostanza, e poi chiudiamo perché a parte le battute, gli scherzi, non vi teniamo qua 3-4 ore, ma ci stiamo riuscendo quasi, sì, ma vi lasciamo liberi per cena. Cenerete tutti alle 9:30, 10. Sì, orario del Mediterraneo. Allora, formazione e amore, no? Dicevamo. Sì, sicuramente i temi più importanti, anche se ho cercato nel mio romanzo di affermare la concretezza di altri valori per me altrettanto importanti, come la famiglia, l'etica, l'onestà, l'umanità delle persone. E per far questo ho cercato di far parlare un personaggio che si discosta un po' da tanti protagonisti della letteratura contemporanea, ancora di più di tanta cinematografia contemporanea. Volevo un protagonista con i suoi limiti, con le sue piccole vittorie e tante sconfitte, perché la vita alla fine non fa sconto a nessuno. La vita non è perfetta, la vita è dubbi, esitazioni, scelte sbagliate. Montale, immenso Montale, diceva: occorrono troppe vite per farne una sola. Ed è così, per cui ho cercato di creare un personaggio che fosse magari anche in difficoltà con la vita, ma fosse quantomeno sincero con la vita. Qua dovrei fare un'altra digressione perché faccio velocissimo. In realtà c'è un termine, vi aiuto un po' a spiegare anche quello che è il senso del romanzo. C'è un termine che sembra catalizzare qualsiasi discussione sulla modernità ed è resilienza. Che ne hanno fatto un paradigma comportamentale assoluto. Io ammetto la mia ignoranza, fino a qualche anno fa non sapevo neppure dell'esistenza della resilienza. Quando ho trovato il nome sono andato a vedermelo sul vocabolario. Ecco, io non metto in dubbio che i tempi cambino, occorre adeguarci ai tempi, occorre accettare su di noi il cambiamento, e quello che ho cercato di fare io è un po' difficile anche da definire, una sorta di resistenza dentro la resilienza. E alla fine ho cercato di far muovere un personaggio che con i suoi limiti, con i suoi difetti, forse comunque presenta un personaggio che ama tantissimo la vita, anche se più delle volte non la capisce o il cambiamento lo colga sempre impreparato. Diciamo che quelli che sono nel mio romanzo, quelli che sono i riconoscimenti sociali imposti, non so, parlo di ciò che stimano un uomo importante, tipo la bella macchina, la carriera, il titolo importante, non rappresentano l'individualità del mio protagonista, ma il suo essere diverso, che poi sì, non è un emarginato, un derelitto, semplicemente è un personaggio che vive le cose con una sensibilità semplicemente diversa, che non ha nulla di trascendentale, semplicemente una persona che ama ancora guardare le stelle, guardare le nuvole, ascoltare una canzone, aspettare una stella cadente, perché quella stella cadente porta un ricordo, perché il mondo cerca di sopravvivere un po' a questo mondo, ma il mondo è così, bisogna adattarsi.
è un mondo dove si fa fatica 3 volte a trovare un posto, è un mondo dove l'estetica sembra aver preso il controllo dell'etica. E questa bellissima frase però non è mia, è di Max Pezzali 883, perché la saggezza è anche di contemporanei. E allora mi piace che questo personaggio abbia una sua vita semplice ma sincera, che magari perché il mondo è così, perché il mondo è spettacolarizzazione di tutto, anche del sentimento, invece il mio personaggio è un personaggio a cui piace ancora camminare sul mare, perché abbiamo sulla riva del mare, perché c'è sempre un orizzonte dove poter fuggire, fantasticare, e un mondo dove esiste ancora una canzone per emozionarsi. Bravo Davide Frizziero, tutto questo è Sabbia di Mare di Davide Frizziero. Grazie. Veramente complimenti Davide. Io ribadisco che è un piacere ascoltarlo, veramente. Io Davide starei ad ascoltarlo dove va? Una cosa che non Sì. sai, solo preparavo. Aiuto. Eccola qua, la pentola per la presentazione. No, questo è veramente un fuori programma non organizzato. Io mi dissocio dal mio socio. No, sarebbe da presentare questo splendido tegamino dove mettere sabbia di mare con un po' di polipi. Ecco, cioè, siamo amici. Ecco, io sono sicuro che dentro di lui dirà cosa ho fatto sì. Cosa ho fatto a dirgli di sì a sto uomo. In realtà ci piace anche scherzare, non volevamo essere troppo, almeno io non, lui è professionale, io sono poco professionale, ma non volevo annoiare nessuno. No, invece devo dire che è stato molto interessante, perché tra una risata e l'altra che cerchiamo di strapparvi per rendere anche un po' meno noiose. Saluto quelli in fondo, scusate, siamo lontani ma vi pensiamo e vi ringraziamo di essere resistiti fino a quest'ora. Anche i bambini, sì, anche cari bambini. Un applauso per i bambini. Un applauso per i bambini che sono stati qui a giocare e ad ascoltare. Sentite i Fragile Strings, che adesso ci suoneranno qualche altro brano a grande richiesta. Allora noi vi ringraziamo, diciamo che la serata non si conclude qui perché abbiamo le domande del pubblico, ma dopo la musica. No, basta, andiamo via. Basta. C'è uno spazio sì per le domande a pagamento, sicuramente. Sì, a Davide, sempre bonifico, i bambini. Facciamo dopo, così intanto le pensano anche altri. Allora, i Fragile Strings con un brano che io adoro, e anche questo non ha bisogno di presentazioni come quello di prima. Yes, here we go. See the long trains running, won't disappear.
Il nostro Simone alla chitarra solista e Ricky, il nostro frontman dei Fragiles, che ringraziamo per essere qui con noi. Chiudiamo questa serata. Sono qui, ho portato il microfono apposta. Signora, vediamo se va. Si sente? Ecco bene. Adesso si è creata un'aspettativa terribile, la domanda è molto terra, devo dire, ma non me ne è venuta in mente un'altra. Nonostante l'impegno, io vorrei solo sapere, una curiosità, quanti anni ha Camillo alla fine del romanzo? Quanti anni ha Camillo alla fine del romanzo? Vado da Se si può dire senza spoilerare. No. Faccio il balletto anche. Vedi che qua prende anche il mio microfono. Quanti anni ha Camillo? Per cui... L'hai scritto tu, vero Davide? Il romanzo? Sì, 30, 35, 36 anni. Grazie. Volevo sapere fin dove arrivava la... Un bambino, un ragazzo e poi un uomo adulto. Delle Sì. cose che non si avverano poi nella vita. Cioè, in realtà è studiato proprio perché c'è una ciclicità negli avvenimenti, nella vita, nell'età, ma bisogna leggere il libro proprio. Riporto le parole che ha detto la nostra Stefania, che ringraziamo per la domanda. Per chi è a casa ovviamente che non può aver sentito, ha detto che voleva sapere l'età per capire fino a quanto si è spinto per la nostra disillusione di vita. Poi no, io condivido perché penso che un po' tutti noi la viviamo questa cosa. Altre domande dal pubblico? Naturalmente se ne avete, non è che basta, siamo stufati, ascoltare. Tagliamo, ok. Allora io direi che possiamo andare, caro Davide, se non ci sono altre domande o altre cose da dire, con i Fragile. Prima passerei però la parola alla nostra Silvia Scagnetto appunto della Grand Central Literary Anche una domanda, ovviamente, allora volevo chiederti se il tegamino è antiaderente o... Se no non lo compriamo. No, non lo compriamo. Eccezionale, ok. No, ovviamente scherzo. Domande sinceramente non ne ho, ti faccio i complimenti perché sto leggendo il libro, ammetto sono ancora in fase di lettura, non l'ho ancora finito, però mi ha preso tantissimo, non avevo dubbi sul fatto che mi avrebbe preso tantissimo perché conoscendo Davide avevo già capito che il libro sarebbe stato bello, scritto bene e infatti ho ritrovato tutto quello che mi aspettavo. Mi piace molto la caratterizzazione dei vari personaggi, ognuno ben definito, si capisce bene, cioè bello, complimenti, cioè bello, per cui sono ancora più contenta di averti qui questa sera perché appunto diamo spazio, visibilità a questi libri che magari restano un po' nascosti nelle librerie di catena, chiamiamole così, o anche nelle stesse indipendenti, invece qui al Grand Central Literary Festival veniamo a conoscere questi piccoli gioielli e mi nascosti. Permetto Silvia, permettiti pure. Grazie. Prego. E il discorso, il fatto che sia scritto bene non è da dare per scontato. Assolutamente no. È un bel complimento che ha fatto Silvia. Adesso io mi sposto mezzo metro indietro perché si vede che la mia mole oscura dietro il palo Fragile. Dicevo, il fatto che sia scritto bene è un bel complimento, una arguta osservazione, perché non lo do mai per scontato, perché io come attore almeno, e lo dico così a livello tecnico, noto anche la punteggiatura, il fatto di come sono scritti, spesso mi capitano libri da leggere, e quello di Davide è bello, mi ha coinvolto e travolto subito nelle sue descrizioni, perché è vero, è scritto bene, anche per l'attore dà la punteggiatura, io lo dico sempre ai miei corsi che tengo, Davide lo sa, di lettura, teatrali, e la punteggiatura o lo stile che ha uno scrittore di scrivere è come lo spartito musicale per il musicista. Lo spartito musicale per il musicista è
è una cosa sacra, un puntino messo in un modo, una croma, semicroma, una pausa, una cosa messa in una riga non è la stessa di messa in un'altra, e una pausa non ha lo stesso valore. Per noi lo stesso è una virgola, un punto, e Davide in questo, devo dire, ti aiuta anche a leggere in un certo modo ed è genuino, bravissimo. Grazie Gianluca, mio omonimo, anonimo, e lo dico anche quindi per Silvia, chi approfitto. Spaventarsi della lunghezza, della mole, del volume, scorre bene. si spaventi perché si legge bene e rimane anche ben in testa quello che si è letto, cioè si capisce bene, è ben definita tutta la storia, quindi non ci si perde. Ci sono volumi più piccoli dove si fa fatica a seguire tutte volte l'intreccio, la trama, invece Davide, veramente i miei complimenti, te li rinnovo perché è veramente bello. Quindi tocca ai musicisti, da quello che ho capito, chiudere definitivamente la serata. Sì, con una sorpresa di una delle canzoni nostre preferite, se è quella che dico io. Davide vorrebbe ringraziarli, ma non sto badando, infatti. Ringrazio prima di tutto io questa sera voi che siete qui presenti, siete in tanti, avete riempito il Dehors del Grand Central, ci fa molto piacere. Ringrazio ovviamente come sempre il pubblico che ci segue da casa, non ha potuto essere qui con noi questa sera, ma grazie alla diretta di Mestre Mia è come se fosse con noi. Ringrazio i Fragile Strings, che prima all'inizio mi sono dimenticata di presentarvi perché ero emozionata, ero presa da mille pensieri, non li ho neanche... Ci ho pensato. Sì, sono qui apposta. Ringrazio anche ovviamente Andrea, naturalmente, che è qui che fa le riprese. Certo, Andrea e Chicco, l'immancabile Chicco. Grazie. Ringrazio Grand Central dell'ospitalità, che ci fa anche, ci dà l'occasione anche di ravvivare un po' questo quartiere che è un po' problematico a Mestre, molto conosciuto a volte per episodi di cronaca un po' così, ma invece sono anche cose belle, occasioni belle di aggregazione come questa del Festival Letterario. E infatti complimenti a voi. Via Piave, venite a Grand Central, esatto. Siamo qui per delle cose belle. Aspetta che ti ho dato via il volume, venite in via Piave al Grand Central e complimenti per le iniziative che fate qua a Mestre. Grazie Gianluca. per chi ci ascolta da altri luoghi. Che dici, facciamo parlare anche Davide? Ma io direi di sì, dai, poverino ragazzo, giusto poco. Visto che è qui, visto che è il protagonista della serata, facciamogli dire due cose anche a lui. È il momento in cui canto una canzone. No, volevo ringraziare tutti, siete stati molto gentili, mi inquieta vedere tutte queste persone perché io sono abituato a parlare a mia moglie, mia mamma, mia sorella, basta, ecco. Però alla fine mi ha fatto piacere, proprio piacere, e bravissimi i Fragile, veramente bravissimi, perché hanno tutti sono capaci di suonare una canzone, la differenza è cosa riescono a trasmettere con le canzoni, perché l'animo di una band non è le canzoni che suonano, ma come le suonano, quello che viene fuori dalla canzone, perché alla fine tutti sono capaci di impararsi una canzone. Però io ho sentito i Doobie Brothers, l'ultimo brano che hanno fatto è un brano del 72, l'hanno svecchiato senza snaturarlo, bellissimo, bellissimo, bravissimi. Ringrazio Gianluca Mancuso per la sua pazienza, la professionalità, ringrazio il Grand Central per l'ospitalità, ringrazio soprattutto la persona squisita che è qui vicino a me, che è la Silvia, che ha creduto nonostante tutto, tirami indietro, ecco, grazie ancora a voi, basta, lascio suonare i Fragile che forse meritano di più. Grazie, ci associamo ai ringraziamenti davvero, è un onore per noi essere qui, suonare qui stasera, abbiamo accolto con grande gioia e divertimento l'invito di Davide, è scattata subito una scintilla prima di simpatia perché è sempre quello che parte, e poi abbiamo approfondito la conoscenza e ci siamo messi al lavoro e niente, speriamo di avervi fatto piacere, di avervi trasmesso, ci dicono di sì e ci fa sempre piacere. Grazie a Davide, grazie a Gianluca, grazie a Silvia, grazie al Grand Central, a Giovanni e a voi di essere venuti, e chi ha svecchiato è stato Simone che gratuitamente ci ha dato una grossa mano, un po'
multistrumentista, suona la chitarra, il piano e canta ed è un bravo ragazzo, giovane e bello. E poi c'è qualche regale con questo signore che si chiama invece Giuseppe e suona il basso e la cassa. E adesso tocca a me. Presento Ricky perché trovare un ragazzo così, ragazzo così che canta, suona ed è fantastico e ha un'anima, come dicevi te, no, lui diceva ha un'anima, è raro trovare un ragazzo così. Bravo, tornato e a tutto. Va bene, grazie. Adesso vi facciamo una canzone che abbiamo scritto nel 1978, ok? Dedicata a voi. Here we go? Yeah. 1, 2, 3. Yeah, you can achieve it in the dark to read about me. So you can solve it all every day. Yeah.
pensato all'acquisto delle copie del libro, Davide qui ne ha di disponibili. Attenzione alle cervicali quando lo leggete perché è un attimo, è bellissimo. No, ti prendo in giro, lo sai, ma merita. Buona serata, ciao a tutti, grazie.